Abbiamo qui con noi il mister dello Scandiano, Enrico Mariotti. Saprei neanche da dove cominciare. Un primo tempo eccellente, forse con un po' di difficoltà, però giocato molto bene, poi una ripresa spumeggiante da entrambe le formazioni. Il primo tempo chi ha avuto difficoltà? No, Noi o loro? no, loro, certamente. Non era capito, non avevo No, capito, scusa, ma allora. la domanda non avevo. No, un primo tempo giocato molto bene da parte dello Scandiano, molto bene. Ma no, noi siamo contenti, abbiamo perso di un gol, siamo contenti così. Beh, perso, come ho detto nel commento, sì, una partita persa ma a testa alta, e poi gli ultimi 2 secondi avevate avuto anche l'occasione per pareggiare, perché Busani, se non sbaglia proprio l'ultimo tiro, poteva essere l'ultimo pareggio. Ma questo che volevo dire, una persa a testa alta, perché anche gli ultimi 30 secondi non avete rimesso in porta il portiere, ma 4 giocatori esterni a far vedere che proprio fino all'ultimo volevate il pareggio, almeno il pareggio. Almeno questa è la sensazione, insomma, Enrico, non so. Ma sì, noi andiamo a testa alta. Ti vedo molto... Ironico? No, ironico, parli poco. Volevo stimolarti un commento un po' più intenso. Io ho visto una bellissima partita. So che la squadra che perde chiaramente non è contenta, però è uno spot per questo sport la partita che avete fatto entrambe le formazioni. Ma noi, a parte non c'è bisogno di stimolarmi, ma c'è poco da dire, le partite vanno viste, e non conta quello che dico io, conta quello che si vede in pista, e noi moralmente abbiamo vinto, ma solo moralmente. Va bene, d'accordo, terminiamo qui, un saluto e un arrivederci, in bocca al lupo per le prossime partite e un buon rientro. Grazie.